Innanzitutto c'è chi dice che le protagoniste dei romanzi di Grazia Deledda siano le donne. È vero, ma sono protagoniste di storie scritte al maschile, a cui lei comunque voleva sottrarsi e si è sottratta. Andiamo a vedere però quali sono i segni del femminismo o della denuncia della condizione delle donne che Grazia Deledda ha dato. A parte il descrivere nelle tradizioni popolari di Nuoro le attività che erano comunque dentro la casa, domestiche, quindi la donna era protagonista dentro, protagonista del controllo dei figli e dell'educazione dei figli, con però movimenti impartiti dai maschi, quindi dalla società che veniva e si declinava soprattutto al maschile. Ricordiamo quanto lei aborre il lutto delle donne nuoresi che descrive in quel modo tragico, ma lei stessa lo ha vissuto quando è morto il padre e ricorda con terrore questi mesi di chiusura totale della casa. Ma ancora di più, lei decide chi sposarsi. Lo va a prendere, fa il passo di dire, quando lui chiede nel gioco di società come pegno come dovrebbe essere l'uomo che potrebbe piacere a lei risponde dovrebbe avere le sue caratteristiche. Decide di accettare la sua proposta di matrimonio e gli pone la condizione non oltre 2 mesi, quindi lei decide anche il tempo. Il marito lascia il lavoro, il marito era un funzionario ministeriale che ad un certo punto si mette a studiare le lingue e lascia il lavoro per fare il suo manager. Quindi questa donna è una donna che non solo ha affermato se stessa, ma ha capovolto in armonia, perché comunque è una coppia che con i loro alti e bassi è una coppia che ha funzionato. La storia delle donne che lei racconta, certo che hanno protagoniste, ma hanno protagoniste nel dolore, e le donne cercano sempre di fare movimenti di vita. La donna porta vita, mentre Lia Sportolo si, come dice, incancrenisce nella sua rimuginazione ossessiva, Maddalena comunque si muove, fa delle cose, ma le fa entro uno spazio, un limite sicuramente circoscritto. Marianna Sirca è una figlia unica che è stata data dal babbo e dalla mamma in cambio dell'eredità a uno zio canonico che aveva bisogno che la melanconia della casa venisse illuminata da questo uccellino. Marianna Sirca vive una vita terribile, è vero che poi lo zio muore, ma lei è sempre triste e quindi c'è una melanconia dentro quel racconto che è terribile, accompagnata da un'altra storia di donna violata, perché la serva di Marianna Sirca era rimasta incastrata, coinvolta in una bardana, quindi in un'irruzione di furto dentro la casa dei signori dove lavorava, e da quel momento lei ha avuto una menorrea e quindi ha perso qualunque caratteristica femminile di desiderio. E quindi ci sono i segni. Ecco, Grazia Deledda ci racconta cosa succede, come succede la violenza, ma anche quello che poi succede dopo. Questo è uno dei temi che oggi è poco trattato quando si parla di violenza sulle donne e di violenza di genere.